Cari lettori del Messaggero Veneto, la vita del giornalista di mercato, di calciomercato, è durissima. Bisogna andare a grattare dappertutto. Sull'Udinese cosa grattiamo? Cioè, grattiamo che probabilmente Rodrigo De Paul non partirà, grattiamo che Seko Fofana costa 15 milioni e sono tantini anche per una squadra di Premier League come potrebbe essere il Leicester o il Torino che lo cerca, la Fiorentina, e quindi è probabile che questi due giocatori che sono titolari per Gotti restino qui alla fine, per la gioia dei tifosi, anche visto che l'Udinese sta cominciando a girare con Mandragora regista, e visto che i registi stanno crescendo, che Jaio è tornato in panchina, che è stato richiesto dal Perugia, sarebbe un lusso per la Serie B, ma resterà a Udine, in uscita c'è il brasiliano Wallace, che potrebbe tornare al Flamengo che ha appena vinto la Coppa Libertadores, e fatemi vedere, no, lo prende in prestito, cioè praticamente potrebbe andare in Brasile e restare là per una stagione e giocare con un po' di più di continuità di quanto potrebbe fare adesso a Udine da adesso per i prossimi 6 mesi, visto che lì c'è molta carne, c'è anche Anthony Barak. Ma in Brasile l'Udinese potrebbe prendere qualcosa? Sì, probabilmente è lì che sta cercando il terzino sinistro per coprire le spalle di Sema. Potrebbe essere Dodò, vecchia conoscenza, giocatore di Roma, di Inter, ancora controllato dalla Sampdoria. No, non c'è altro.